Il Friulano è un vitigno molto difficile da coltivare perché matura molto molto tardi e quando diciamo tardi significa metà novembre e nelle zone dove siamo noi, che è zona di nebbia, è molto difficile riuscire a tenerlo sano e metà novembre è anche presto. Da muffe e l'umidità, no? Umidità, da muffe, da tutta una serie di problematiche che sono difficili da trattare. Per cui dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, il Friulano, la nostra zona, è stato soppiantato dal raboso, che da noi matura almeno un paio di settimane prima, 2 o 3 settimane prima. Ma questa cosa che molti confondono raboso e Perché è un biotipo, allora, il Friulano è un biotipo del raboso, per cui è diciamo, l'adattamento biologico del raboso alla nostra zona. Però il modo in cui si è adattato, quantomeno da noi, è che è molto più vecchio, che è molto più tardivo come maturazione. Per cui da dopo la guerra... si è selezionato di vendere uno un po' prima. Esatto, l'hanno soppiantato con quello. Noi avevamo un vigneto di prima della guerra negli anni 2000 e da quello noi abbiamo preso tutte, per cui sicuramente Friulano, e da quello noi abbiamo preso tutte le nostre vigne. Quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di recupero di quel vigneto che era molto vecchio e stava abbandonandoci. Per cui noi abbiamo il Friulano che è nostro, tutti, quindi 10 prese, non è Friulano di altri. E noi abbiamo anche del raboso Piave preso da Lorin, che è un produttore di barbatelle della zona, e il raboso Piave matura un paio di settimane prima, sempre, proprio secco. Allora cosa succede? Che portarlo a maturazione è difficilissimo, se non impossibile, e allora noi lo valorizziamo in due modi: con una vendemmia anticipata per fare i rosati, anticipata per noi vuol dire metà ottobre, e poi invece con l'appassimento. Quindi che tutto sarebbe questo, il rosato presette renara, uno frizzante e l'altro invece fermo. Quindi questi sono fatti con una vendemmia anticipata, quindi metà ottobre, e questi invece sono tutti entrambi basati sull'appassimento. Quindi noi prendiamo l'uva, la portiamo in fruttaio, la passiamo per un paio di mesi e poi a gennaio ci mettiamo a fare il vino. Quindi questo è un frizzante, quindi è un rifermentato in bottiglia, e questo invece è un vino fermo. La differenza di colore, come vede, è che questo, quello più chiaro, viene separato dalle bucce immediatamente, l'altro fa 20 minuti di contatto sulle bucce. Questo fa vedere quanti antociani, quanto colore ha la buccia trasferito immediatamente dal video, che è carichissimo proprio di sostanze. Quindi posso servire. Quindi questo è il modo. Poi invece vediamo questi sono basati sull'appassimento. Friulano non lo assaggio perché sennò mi capotto. Magari un frizzantino. Sì, volentieri. Ma frizzante perché voi lo fate di fermentare con i loro lieviti? Sì, noi selezioniamo i suoi lieviti autoctoni l'anno prima, li liofilizziamo e poi li mettiamo dentro. C'è anche fondo oppure no? Sì. Questo è proprio il vino con fondo. A livello personale, preferisce il fondo sul fondo o io preferisco sul fondo. Lasciarlo pulito nel versarlo, sì. Questo è quello che io preferisco, ma questo è puramente una questione personale. A chi vuole sentire, chi gli piace anche sentire esatto, il lievito in bocca e chi non vuole. Poi essendo un rosato il lievito scuro, quindi perché raccoglie gli antociani, quindi tutto sommato è più bello averlo trasparente e frizzantino. Però questo è per cosa personale. Adesso c'è un ritorno anche di fermentati, sentivo che i produttori del prosecco lo usano hanno molto. Ripreso la vecchia tradizione. Tra l'altro è la tradizione della nostra zona di fare quello che da noi si chiamava il friulano sforzato. Sforzato. Sforzato vuol dire forzato, nel senso che tipicamente si tenevano le damigiane che si venivano tappate, poi c'era sempre un residuo zuccherino perché non si riusciva mai a portare a fermentazione completa, e a primavera partiva la fermentazione e faceva questo frizzantino semplice, facile, simpatico, beverino. Ricordi di una volta. Anticipiamo anche un attimino i due invece rossi. Invece i due rossi sono. Allora, questo vendemmia tardiva. Vendemmia che in realtà per il Friulano non è tardiva, è anticipata, ma è comunque a metà novembre. Poi riposa sui. Poi appassimento, e poi questo che è una variante del governo all'uso toscano.
Quindi noi facciamo una base che è fondamentale per poter poi diciamo, avvinare il pisato dell'uva passita. Quindi questa è una base di Cabernet Sauvignon e Merlot che noi riusciamo a fare attorno a ottobre. Ed è un vino abbastanza semplice, non deve essere un vino corposo, perché tanto c'è troppo il filaro che dà tutto corposo. Dopodiché noi pigiamo l'uva appassita e la facciamo fermentare assieme alla base. Allora, tenga conto che l'uva passita contiene, allora quando noi la passiamo perde il 70% in peso, quando lei la guarda è più secca dell'uva passa che compriamo, per cui, e peraltro noi abbiamo bisogno di tenerci del vino dell'annata precedente per poter rendere liquida, perché sennò non si riesce neanche a far passare dalle pompe. È proprio densa, è proprio per cui è stracarica di zuccheri e i lieviti autoctoni non riescono muoiono. Quindi noi diluiamo la massa con la base fatta a ottobre. Questo è l'utilizzo fondamentale, è quello. E quindi questo è quello che noi chiamiamo un governo alla toscana, è una variante del governo all'uso toscano. E invece questo è il passito normale di Fugaro. Quindi noi adesso abbiamo finito la fermentazione 10 giorni fa. Quindi la fermentazione di questo vino e di questo comincia a metà gennaio e finisce a metà febbraio, fine febbraio. È un po' come fanno quelli di Braganza con il loro torpolato. Sì, sì, è un po' quello. Similare, sì, no? sì, sì, un po' simile a quello, sì, sì, sì. Bene. Cosa posso fare Lo vogliamo assaggiare? assaggiare. Volete assaggiare Adesso fatto un passito o rosato? Esatto? Allora, più laro, più laro, Più laro. più laro, più laro.